Son le storie in cattedra, e son le storie in cattedra, e son le storie in cattedra, e son le storie in cattedra. Yeah! La 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 la, 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 la la la. La mia storia comincia dopo la mia morte. Chi ero prima di allora non ricordo. Sono stato condannato a rinascere per vivere eternamente solo, in un interminabile ed immortale esilio. L'uomo comune mi dà la caccia e la mia maledizione lo perseguita. Non ho un nome. Tutti ricordano il nome di mio padre, Frankenstein. Ma la gente mi chiama... Paura, eh? Forse non tutti sanno che Frankenstein, o il moderno Prometeo, è stato scritto ormai 200 anni fa, tra il 1816 e il 1817, da una giovane scrittrice che ha 19 anni quando inizia, 20 quando termina il romanzo. Signore e signori, ladies and gentlemen, l'autrice Mary Shelley! Mary Shelley nasce come Mary Wollstonecraft Goldwyn il 30 agosto del 1797 a Somerstown, Londra. Sorry. Sono la prima figlia di William Goldwyn, poeta, filosofo e scrittore, e seconda figlia di Mary Wollstonecraft, femminista, filosofa e scrittrice, già madre di Fanny Imlay, nata nel 1794 da una precedente relazione. Mia madre, Mary Wollstonecraft, muore 10 giorni dopo la mia nascita e mio padre, William Goldwyn, rimane con 2 figlie, Fanny e me. Ting! Si risposa 2 anni più tardi con la vicina di casa, donna di bassa istruzione e incline alla malignità, Di nome Mary Jane Clermont, che aveva già 2 figli. Charles and Jane. Claire. Jane. Claire. Jane. Claire. Jane cambiò il suo nome in Clea. Clea. Clear. Clea? Claire Clermont. Ah, Clea. Ops. Mio padre ci porta spesso in viaggi di istruzione, dandoci anche libero accesso alla biblioteca di casa. Ui! Permettendogli anche di partecipare a molti incontri con intellettuali amici di famiglia. Hi. Chi è stato? Sei stato tu, Charles? You are better watch out! You better watch out, you better not cry. Charles, you're a little monster. A 15 anni, per allontanarmi dalla matrigna, mio padre mi manda in Scozia. Adoravo la Scozia e vi ritorno l'anno seguente, nel 1813. È tra questi 2 viaggi che incontro Percy B. Shelley, poeta romantico e filosofo radicale, già discepolo di mio padre. È amore a prima vista. Io e Percy ci incontriamo spesso segretamente al cimitero di St. Pancras, di fronte alla tomba di mia madre. Percy! Mary! Percy! Mary! Percy! Mary! Mary ha 16 anni. Percy, 21. Ma è già sposato con Harriet Westbrook, con la quale ha anche una figlia, Elizabeth. Ma il 28 luglio del 1814 abbandonò Harriet Incinta del secondo figlio. e fugò con Mary, prima in Francia e poi in Svizzera. E qui, Who are you? A
accompagnata dalla mia sorellastra, Claire Clermont. Perché parlo bene francese. Liberté, égalité, fraternité. Platini. E Turan? Zidane. Ah, no, ma per Ma siamo costretti a ritornare a casa solo dopo 6 settimane per una carenza di economia. E qui. Mary torna incinta. Con mia grande sorpresa mio padre si rifiuta di vedermi. Per ben 2 anni. Il 22 febbraio 1815 nasce una bambina prematura di 2 mesi che muore 2 settimane dopo il parto. Questo provoca un'acuta depressione in Mary, ma rimane di nuovo incinta e si riprende completamente prima dell'estate seguente. Il 24 gennaio del 1816 nasce William, il nostro secondogenito, soprannominato da tutti Wilmouse! Cheese! Estate 1816. Mary, Percy e Will Mouse partono per Ginevra. per passare l'estate insieme al poeta Lord Byron, nonché al suo amico e medico personale John William Polidori. Ma a causa dell'eruzione del vulcano Tambora Boom! sull'isola di Sumbawa Boom! è un'estate inclemente Boom! con fitte piogge temporali. Boom! La compagnia si diverte a fare lunghe gite in barca. Row, row, row the boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Ma a causa del maltempo si rifugia spesso in casa a leggere storie tedesche di fantasmi. Questo è molto interessante. Idea! Ognuno di noi scriverà una storia di fantasmi. Fantasmi, un'ottima idea. Io ho appunto l'idea di una donna che... Mary, qualche idea? No. Potrei raccontare dell'anima di una persona. Mary, qualche idea? No. No. Oppure anche trovare... Mary? No. Mary non riesce ad inventare nessuna storia. Fino a quando una notte, ascoltando un dialogo tra Percy e Byron riguardante gli esperimenti scientifici di Erasmus Darwin e Luigi Galvani, ha una visione. Vidi il pallido studioso di arti scellerate di fronte alla cosa che aveva creato. Vidi il terribile fantasma di un uomo che prende vita grazie a potenti scosse elettriche. L'artefice era sconvolto dal suo stesso successo. L'idea di Frankenstein nasce così, da un vero e proprio incubo. Quindi, spinta da Percy, Mary comincia a scrivere il suo primo romanzo. Vai. Il 2 settembre del 1817 nasce Clara, la mia terza figlia. E nel gennaio del 1818 viene pubblicato Frankenstein. Ed è un immediato e inaspettato successo! Ma il 12 marzo del 1818 Mary, Percy, Will Mouse e Clara partono per l'adorata Italia. Meta culturale molto ambita al tempo, la famiglia Shelley intende abbandonare l'Inghilterra per sempre. This is a gondola. Gondola! Repeat, gondola. Gondola! Foto. Nel settembre del 1818, Clara, all'età di 1 anno, muore di dissenteria a Venezia. Giugno 1819. Will Mouse, di 3 anni, muore di malaria a Roma. Nel novembre del 1819 nasce Percy Florence, l'ultimogenito della famiglia Shelley. 8 luglio 1822. Percy Shelley muore in mare durante una tempesta nei pressi di Viareggio. 1 anno dopo la morte di mio marito, sono ritornata a Londra, dove mi sono dedicata totalmente alla mia carriera di scrittrice per poter mantenere il mio unico figlio, Percy Florence. Quando scrissi Frankenstein avevo 20 anni. Morte e dolore erano solo parole che non avevano una vera risonanza nel mio cuore.
Oggi la realtà sostituisce l'immaginazione. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Sono i casi della vita, sono i casi della vita. Casi amari, blum 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 blum. E son le storie in cattedra, e son le storie in cattedra, e son le storie in cattedra.